Sequestro cautelativo degli uomini della Guardia di Finanza per complessivi 6 milioni di euro ad una società vicentina operante nel settore della pulizia di edifici. Tra i suoi clienti molti appalti con enti pubblici o società riconducibili al settore pubblico. 3 gli amministratori nei guai che dovranno rispondere di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta patrimoniale. La tecnica è quella ormai collaudata della cessione di quote societarie a soggetti nullatenenti, far nominare una cosiddetta testa di legno quale amministratore e soprattutto trasferire la sede legale della società dalla provincia berica in altri capoluoghi come Roma e Cosenza per sfuggire alla riscossione coatta da parte del fisco. In questo caso l'attività patrimoniale della società era stata trasferita in maniera fraudolenta con una scissione societaria ad altre imprese i cui amministratori sono ora indagati, il tutto in pieno dissesto finanziario, operazione che i finanzieri hanno dimostrato essere stata volutamente depauperatoria e volta ad ostacolare l'attività del fisco.